Pierangelo Del Zotto. Sì, io ho ascoltato attentamente e quello che dirò adesso confermerà quanto hanno detto i precedenti miei colleghi. Allora, Vannacci, io mi stupisco di chi si stupisce. Tutti sapevamo che sarebbe finita così. Vannacci sta combinando a Salvini quello che Salvini ha combinato a Bossi, e quindi questa è la storia. Si è incistato in un movimento, perché mi rivolgo all'ultimo collega, perché la Lega? Perché in quel momento era il treno che poteva passare. Io, direttore, sì, 3 anni fa, 4 forse, adesso vado a memoria, alla vigilia del voto che consacrò la Meloni, espressi la mia teoria della spugna. Cioè, in questo paese, non so se la ricorda, certo, quando il paese va in ebollizione si inventano un capopopolo, un Masaniello, che spegne l'ebollizione. Quando poi l'ebollizione è spenta, fanno fuori il Masaniello. Partiamo da Bossi. Bossi sembrava che potesse spaccare il paese. Si sono inventati Berlusconi, che ha raccolto i voti di Bossi fatti dalle nobildonne in pelliccia che all'inizio avevano votato anche Bossi, e Forza Italia ha assorbito tutta la parte ben pensante della Lega, in quel momento arrabbiata. Quando poi Berlusconi si è montato la testa, così parlo in un linguaggio un po' così, hanno inventato Di Pietro, che ha spento Berlusconi, poi Di Pietro a sua volta si è montato la testa, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo arrivati a Salvini, perché qual è il limite? Il problema è che quando un movimento raggiunge il 30-35% diventa pericoloso. In quel momento bisogna spegnerlo. Salvini veniva da un risultato notevole, l'hanno spento tirando fuori il solito giochetto dello scandalo, delle cose così, delle cose un po' colà, ci ricordiamo tutti cosa è successo in quel periodo, e hanno preparato il terreno alla Meloni. La Meloni, che in quel momento la gente diceva in osteria, ecco finalmente è arrivata la donna, quella che metterà a posto tutti, anche Salvini che non ha fatto niente. Il collega un attimo fa mi ha detto che la Meloni si è imborghesita. Quindi in questo momento il paese torna in ebollizione perché non ha avuto dalla Meloni le risposte che si aspettava da un movimento di destra, e quindi in questo momento faccio una previsione, stanno sgonfiando la Meloni, perché adesso la danno ancora in ascesa, ma la stanno sgonfiando, perché arriverà un'altra persona, un altro politico forte, che in questo caso si chiama Vannacci, generale. Io ho brutti ricordi dei colonnelli, ma questo è generale, quindi vince, no? Il generale vince sul colonnello. Io ho fatto militare 50 anni fa e ho vaghi ricordi. E quindi finalmente la gente dice: oh, è arrivato il generale che mette a posto le cose. E intanto si va avanti altri 3-4 anni, e intanto governano sempre quelli, sempre gli stessi. E intanto gli italiani soffrono perché vedono nella figura di Salvini una volta, poi della Meloni, adesso di Vannacci, la figura della persona politica che finalmente mette a posto le cose. Questo non succederà, perché quando Vannacci farà il suo partito e assorbirà mezza Lega, ovviamente, e assorbirà gran parte di Fratelli d'Italia, quando poi avrà un ruolo importante, a sua volta verrà portato fino a un certo livello, e poi quando la popolazione il malcontento si sarà raffreddato, faranno fuori anche Vannacci. Allora io 3 anni fa dissi che avrebbero fatto fuori, 3-4 anni fa, che avrebbero fatto fuori Salvini, e fui facile profeta. Stasera dico, occhio, che stanno facendo fuori la Meloni. Se direttore ci vediamo fra 3-4 anni, tiriamo fuori la registrazione che io stasera dico: stanno sgonfiando la Meloni perché non ha dato le risposte che la gente si aspettava da destra, non dico da sinistra, perché la solita lezioncina di sinistra mi fa veramente cascare le tasche qualche volta. Non ho offeso, non ho contestato, dico soltanto che ogni volta è un linguaggio trito e ritrito. Ma che trito e ritrito? Ma vabbè.
Allora ascolta, stasera hai solo ragione tu e noi hai ragione tu. No, è che io non ho offeso nessuno. Voglio dire, lasciamo elettrici ed elettori, elettrici ed elettori, intanto elettrici ed elettori, non elettori ed elettrici, intanto, se proprio vuoi fare il figo, elettrici ed elettori, non elettori ed elettrici. Senta, Giotto, però mi fermo. c'è cioè Salvini è ancora lì, però lei diceva abbiamo previsto. Sì, vabbè, ma l'hanno sgonfiato, Salvini ormai è... Allora, io ripeto sempre, io dopo 19 anni di militanza in Lega sono stato fuori da un signore che attualmente è coordinatore del Veneto di Forza Italia. Questo spiega la politica come è fatta. Io sono stato espulso da Tosi perché sono andato a Pontida a fischiarlo, perché Tosi stava facendo col movimento Fare quello che poi Salvini ha fatto a Bossi e quello che Vannacci adesso sta facendo a Salvini. Allora, voglio dire, siccome noi siamo... E come diceva un amico, abbiamo tutti 20 anni almeno e siamo tutti un po' vaccinati perché un po' di politica l'abbiamo fatta. Io dico che venga Vannacci, benvenuto Vannacci, ma dal mio punto di vista non farà quello che doveva fare la Meloni, che doveva fare quello che non ha fatto Salvini, ma nel contempo, intanto che la gente si calma e dice finalmente è arrivato l'uomo forte, e vedo che anche da Fratelli d'Italia lo aspettano. È arrivato l'uomo forte, bene, si cala il malcontento del paese, ma intanto comunque siamo governati sempre da quelli che sono dietro alle spalle di Vannacci e dietro alle spalle della Meloni e di Salvini. Dobbiamo andare da Pierangelo del Zotto, di Prima il Veneto, 2027 ci sono le politiche. Prima delle 27, adesso in primavera, ci sono le comunali a Venezia. Come no, le amministrative, certo, a Venezia. Tutti parlano di Martella, tutti parlano di Venturini, faccio presente che anche Prima il Veneto si candida per il comune di Venezia e il candidato sindaco, avendo pescato la peluzza più corta, sono io, ecco, giusto per... Ah no, questo no, è una notizia questa, ma è già uscita sui giornali? Sì, è uscita, abbiamo fatto un primo passaggio il 5 di dicembre e poi c'è stato tutto un allarmismo a destra e a sinistra perché abbiamo un po' scompaginato le carte, nel senso che i due blocchi non si sa mai, no? Siamo piccoli ma non si sa mai, perché si può anche vincere. Io ricordo sempre che a un'elezione provinciale di Roma al primo turno un candidato prese il 49,9%, festa, champagne, ballottaggio, perse. Adesso credo sia in Parlamento anche, moffa, per dire. No, io stavo pensando a questo. Allora, al di là che nella storia tutti gli imperialismi prima o poi cadono, è caduto l'impero romano e un giorno o l'altro cadrà anche l'America. Sul discorso dei mercati finanziari, io che ho lavorato in borsa mi viene da sorridere ogni tanto, perché in borsa si guadagna quando la borsa va su e si guadagna quando la borsa va giù. Allora, e la cosa più pericolosa è l'insider trading. Allora, se io sono Trump, so cosa dirò domani, so cosa succederà dopo che avrò detto quello che dirò domani, di conseguenza posso muovermi in borsa, non io, magari i miei accoliti, posso muovermi in maniera, come dire, vantaggiosa. Questo, l'allarmismo sui mercati, la borsa ha fatto evaporare 1.000 miliardi, sì e no. Sul discorso invece dell'ultimo qua, del Mercosur, eccetera, eccetera, io leggo nell'Europa una forma imbelle di altruismo. Cioè noi omaggiamo le auto elettriche, cioè la Germania è in crisi sull'automotive e noi siamo qua che omaggiamo le macchine elettriche, ma le macchine elettriche la Cina sono anni che le sta facendo e quindi stiamo per essere invasi dalle macchine elettriche cinesi. Allora io mi chiedo, è incapace colui che sta sopra l'Europa perché sta prendendo delle iniziative che sono contrarie al benessere degli europei, sia nel reparto alimentare, agroalimentare, sia nel reparto industriale,
Perché abbiamo sempre questa forma di sudditanza, che io non so se sia sudditanza psicologica, parola che è stata inventata a Venezia, la parola sudditanza psicologica è stata inventata a Venezia quando l'arbitro Bardella annullò 2 gol al Venezia contro l'Inter. Sudditanza psicologica. E allora mi chiedo, è sudditanza psicologica o c'è qualcosa che ci sfugge dietro? Cioè il governo europeo qualche volta mi sembra filo guidato, perché prende delle scelte, fa delle scelte che io non farei, che noi non faremmo stasera, però le fa. Le fa per incapacità o le fa per convenienza, per una convenienza che a noi sfugge? Ecco, questa è la domanda che mi faccio. E ripeto, adesso siamo qua, i BRICS stanno crescendo, l'India sta crescendo, il Brasile sta crescendo, la Cina, va bene, la sappiamo tutti, è dormiente, lei si fa gli affari suoi e nel frattempo ha comprato mezza Africa e ha comprato mezzo mondo. Noi ci stiamo armando contro la Russia, che secondo me la Russia non ha nessun vantaggio a invadere l'Europa. Stiamo soltanto comprando le armi americane, siccome gli americani non fanno la guerra devono comunque produrre, allora le vendono a noi che le teniamo da parte e poi le butteremo via quando saranno scadute, perché anche le bombe scadono. Mi ricordo che in più di qualche guerra in giro per il mondo hanno scaricato le bombe perché stavano scadendo e non potevano tenerle. Qualcuno le hanno scaricate anche sul lago di Garda quella volta, per dire. Ecco, quindi c'è qualcosa nel contesto che non va, ma io sono convinto che la fotografia fatta oggi sicuramente nel giro di qualche anno, decennio, quello che sarà completamente stravolta, proprio perché o in una direzione o nell'altra, o nella direzione del Canada che dice ci siamo anche noi, siamo piccoli ma ci siamo anche noi, e allora l'Italia potrà dire ma ci siamo anche noi, la Germania potrà dire ma Italia e Germania sono colonie americane perché noi abbiamo perso la guerra. E quindi, come ho già detto qua una sera, poi chiudo, la prima cosa che ha fatto la Meloni è stata a volare a Washington a prendere ordini dall'America, così come è sempre stato da De Gasperi in poi. Questo appariva sul Corriere delle Alpi il giorno dopo che la Meloni è stata eletta. Quindi l'opinione che il mondo ha di noi, abbiamo perso, siamo stati sconfitti, siamo colonie americane perché noi siamo occupati dagli americani. Se io conto le basi missilistiche, io sono nato a Budoia che a 1 chilometro confina con Aviano, lì sotto ci sono bombe atomiche in quantità. Ecco, noi abbiamo perso, noi siamo sudditi dell'America. L'Europa, noi la Germania, l'Europa non capisco che atteggiamento, e comunque come è stato detto stasera, può anche essere un gigante commerciale, economico, ma è un nano politico, perché comunque non ha le caratteristiche, non ha i fondamentali per essere politicamente unita. Grazie Del Zotto. Pierangelo Del Zotto, prima il Veneto, candidato alle prossime amministrative a Venezia. Grazie. Per il sindaco.